intanto volevo ringraziare Luca e il Parnaso Bookfest per averci invitato e aver invitato l'autrice che ho già conosciuto, che ho già presentato a Gran Michele ormai circa un mesetto fa e quindi andiamo a presentare questo libro che io ho definito molto molto interessante, molto bello, ma voglio lasciare la parola direttamente a lei. Partiamo si chiama intanto L'ira di Dio, ha un suo significato e inserito dentro un contesto storico del fine Seicento, dove anche all'interno del libro viene raccontato anche quello che succede alla fine del Seicento. Sappiamo tutti, questa parte della Sicilia, soprattutto quella orientale, fu come dire, devastata dal terremoto del 1693 e dell'11 gennaio, e quindi il libro in qualche modo parte proprio da questo contesto storico e poi come dire, cerca di dare una connotazione ben precisa, facendolo appunto rientrare in questo momento in cui ci fu una devastazione importante a causa appunto del terremoto. Io subito voglio introdurti cercando di capire come mai hai voluto scrivere questo libro. Tu sei una persona che parla di storia, sei un'autrice che fa anche teatro, che gestisce anche un teatro, ma fai anche un programma su Rai 2, che abbiamo già detto l'altra volta, in orari un po' improponibili, perché la cultura dice non paga. E allora vorrei capire un po', così insomma anche ci introduciamo in questo libro, come mai hai voluto scrivere questo libro? Quale è stata la motivazione che ti ha spinta a scrivere questo libro? Allora, la motivazione, innanzitutto sono molto contenta di essere qui, perché se non fosse stato per questo invito io magari non conoscevo Mineo e avrei colmato, diciamo, in qualche modo nel corso della vita, però è stata una bellissima occasione e anche la casa museo è veramente molto interessante. Poi io credo che il mio modo di scrivere cerchi di guardare molto al verismo, al naturalismo, quindi ecco, essere qua sotto la protezione benedicente di Capuana è una bella sensazione. Allora io ho voluto scrivere della storia di padre Bernardo Larestia Corbara, che è il protagonista di questo libro, innanzitutto per raccontare una storia all'interno di una storia molto più grande e molto più conosciuta, che è quella del terremoto del 1693 che distrusse tutto il Val di Noto. Credo che anche Mineo fa parte di questa del Val di Noto, e quindi della distruzione e poi della conseguente ricostruzione. È un terremoto catastrofico che non dura solamente lo spazio che poi insomma nei documenti viene definito come lo spazio di un miserere, perché è il tempo in cui durò appunto il terremoto, ma durerà molto, molto di più, quasi 5 anni, perché lo sciame sismico sarà uno sciame sismico lunghissimo di 5 anni, con degli eventi sismici di notevole importanza. Non sono scossette d'assestamento, sono terremoti veri e propri che impediscono la ricostruzione immediata e che portano appunto poi a una ricostruzione che è settecentesca. Questo terremoto, che ha una magnitudo 7.8, che dura quasi 3 minuti, che ha questo sciame sismico di cui appena abbiamo detto, non è molto ricordato, non è, ora userò un termine che forse non si addice ma io credo che invece sia pertinente, non è celebrato, come invece è celebrato quello del 1908 che colpì la parte di Messina, o terremoti diciamo che ci appartengono più nella storia della nostra contemporaneità, che sono quello della Valle del Belice, o altri terremoti insomma che hanno scosso anche non solo la parte della Sicilia ma anche del resto d'Italia. E sicuramente c'è anche un fenomeno che è legato naturalmente alla capacità mediatica di arrivare a tutti, e già nel 1908 c'è un susseguirsi di notizie, nei giornali viene riportata, addirittura c'è il re con la regina che vanno a visitare i luoghi terremotati, a dare un'assistenza, un supporto psicologico a quelli che erano rimasti. 1693 nel profondissimo Val di Noto, e quindi direi oltre il confine delle colonne d'Ercole,
di fatto non ci aiutò nessuno, non venne nessuno a sostenerci. C'è una storia che io racconto nel libro e sembra quasi aneddotica, ma è una storia reale, e racconta del duca di Camastra, che fu incaricato dal viceré di Sicilia di ricostruire Catania, che arrivò a dorso di muli perché le strade erano completamente inagibili, quindi arrivò con una delegazione a dorso di muli e si fermò a Catania, cioè non andò oltre, non andò realmente nella parte che era stata gravemente colpita dal sisma, proprio perché eravamo, e direi certe volte lo siamo ancora, abbandonati un po' al nostro destino. Questo essere emarginati, che poi proprio a noi provincia di Ragusa ci è valso il titolo di provincia Bab e noi di Babbi, ci ha sicuramente supportato, non tanto nella contemporaneità quanto nella forza, che secondo me deriva anche da un orgoglio ferito, da una condizione del sentirsi abbandonati in qualche modo. Ci ha dato questa grande forza resiliente, non soltanto di resistere, ma di ricostruire in una maniera incredibile, perché dalle macerie di un terremoto che è stato e che viene elencato nella storia dei terremoti come il terremoto più disastroso della storia d'Europa, della modernità, diciamo, della storia moderna, nasce uno dei luoghi più belli del mondo, che è il tardo barocco del Val di Noto, che viene riconosciuto come tale perché il tardo barocco del Val di Noto è un sito UNESCO e non esistono siti UNESCO che abbiano questa portata, questa grandezza. Esistono chiese, palazzi, vie, strade, teatri, ma non una portata geografica di questa estensione. Allora io, nella straordinaria capacità di noi siciliani di resistere, e storicamente diciamo abbiamo sempre resistito, e di saper ricostruire, io ho voluto celebrare in qualche modo questa parte di terra. Per esaltare appunto la resilienza che il popolo ragusano ha avuto nel ricostruire un po' quello che... non solo il popolo ragusano, è proprio tutta la parte più sud, insomma, della Sicilia. Tu hai introdotto già il protagonista principale, padre Bernardo, un uomo che si trova a dover vivere una vita non sua, perché se avesse potuto scegliere non avrebbe fatto il parroco, no? Cosa che forse doveva essere più d'appannaggio del fratello. E descrivi la sua, come dire, umanità, il suo essere uomo, non a caso appunto rappresentato dall'amore che lui prova non tanto per Dio, lo prova comunque, ma è quasi portato a dover amare Dio e quindi ad avere questa fede, ma un amore diverso per Tresina. Quindi cosa hai voluto rappresentare con questo personaggio? Cioè cosa hai voluto scrivere con questo personaggio? Cosa volevi? Ma allora, intanto seguendo la lezione, in questo caso ci sta Verghiana, di Capuana, di Zola, io ho voluto raccontare una verità storica, perché alla base bisogna, quando si scrive un romanzo storico, bisogna rimanere sulla realtà dei fatti, e quindi un sacerdote del 1693 che viene costretto al sacerdozio perché è secondogenito era una prassi, e non sconvolgeva nessuno il fatto che lui non avesse appunto nessuna vocazione. Non sconvolgeva nessuno, oserei dire, il fatto che lui intrattenesse delle relazioni e avesse dei rapporti con perpetue, donne, perché diciamo era un po' un costume. C'era proprio questa disinibizione nei costumi da parte del clero, era consolidata, tant'è vero che poi il popolo dà la responsabilità al clero e a questa vita smodata che loro facevano, di questa ira di Dio che si abbatte appunto sul Val di Noto. Ciò che sconvolge e che rende Bernardo ad alcuni simpatico, ad altri inviso, è il fatto che lui ostenti
questo sentimento nei confronti di questa donna, che non è un sentimento meramente carnale, quindi non è un dare sfogo semplicemente a un bisogno che è impedito ufficialmente dal celibato, ma è invece esternare, addirittura sottolineare un sentimento, quindi altro. Non c'è solo l'amore nei confronti di Dio, che è quello che lui dovrebbe coltivare, ma c'è l'amore nei confronti di una donna, e c'è quasi il suo personalissimo dannarsi nel non riuscire a comprendere perché un uomo non può amare allo stesso tempo, nel ruolo di sacerdote, una donna e Dio. E quindi questo che crea lo scandalo, è questo che poi crea anche l'allontanamento di tutti i suoi fedeli, che disertano di fatto la celebrazione eucaristica nella chiesa che Bernardo gestisce, e lo lasciano praticamente solo in balia di quattro personaggi che girano insomma intorno a questa cosa. A proposito di personaggi, qual è il tuo personaggio preferito di questo libro? A chi ti leghi di più? Ma allora, sai, questa è una domanda come chiedere a un genitore quale dei tuoi figli è il preferito. Ognuno di loro ha un perché, ha una motivazione ben precisa, e tante volte molti personaggi nascono non sulla scorta di un plot, quindi una si fa lo schema e decide adesso inserisco questo, adesso inserisco quell'altro. Tante volte veramente sono dei personaggi che nascono così mentre scrivi, e mentre stai scrivendo li immagini, hai proprio mentalmente questa immagine quasi cinematografica di un dialogo, di una conversazione, di una peculiarità fisica di qualcuno, e quindi ti va di descriverla. Io ho amato moltissimo Bernardo, perché Bernardo è l'uomo del dissenso, è l'uomo del dubbio, è l'uomo dell'incertezza, è un uomo vinto dai propri peccati, dalle proprie debolezze soprattutto, e quindi credo che metaforicamente rappresenti quello che siamo un po' tutti, perché non credo che nessuno di noi possa ergersi o alzare la mano e dire no, io non subisco il fascino delle debolezze, o io sono capace di autodeterminarmi, autogestirmi con una rigidità e con una precisione assoluta. Quindi credo che in lui c'è anche un po' l'adagiarsi non dico dei peccati, ma proprio delle debolezze di tutti, e io l'ho amato moltissimo. Credo che sia anche un po' la mia cifra, perché se ci ripenso, Antonio Fusco in Rocco Siciliano è anche lui un uomo vinto dalle debolezze, in Giuditta il Monsù Romualdo, che è uno dei protagonisti, è un altrettanto vinto dalle proprie debolezze. Quindi io credo che anche il ruolo che uno scrittore ha è quello di mettere in luce non soltanto personaggi eroici, personaggi mitici, ma anche dei personaggi che sono quanto mai umani e che più di ogni altro rappresentano il lettore. Quindi, come dire, tu stai dicendo che ti piace rappresentare la debolezza dell'uomo? Ma sì, credo che, sai, intanto adesso dirò una cosa che forse va contro di me: credo sia anche più facile raccontare la debolezza umana, perché più d'appeal. Non lo faccio per questo, non lo faccio per prendere più lettori, assolutamente. Lo faccio perché credo che leggendo o scrivendo di persone che sono state persone deboli, è come se ci fosse quasi un transfer, quindi tu restituisci parte delle tue debolezze al personaggio che hai scritto, che hai letto e che hai amato, e in parte queste debolezze ti tornano addosso, quindi c'è uno scambio, perché poi i libri sono anche proprio uno scambio osmotico tra i personaggi, tra le pagine, tra grandi anche esperienze e grandi debolezze. Quindi io preferisco scrivere di deboli che non di forti, preferisco scrivere, soprattutto preferisco, sai, scrivere del dubbio, perché chi di noi non ha dubbi? Io ho dubbi anche la mattina se mi sveglio e dico che mi vesto di blu o di verde, che mangio, il latte o il tè, cioè io sono veramente una che si fa domande anche sulle cose
più banali, che tante volte davvero dovremmo essere più leggeri nelle cose, farcele scivolare di più. Però leggere di questi personaggi che si sono anche arrovellati e che non sono stati degli stupidi, perché non avere dubbi è prerogativa degli stupidi, e invece avere appunto queste incertezze, queste debolezze, secondo me ti fa amare questi personaggi. Sì, perché poi rappresenta anche un po' il genere umano in qualche modo, no? Perché è molto attuale il fatto che comunque ci siano debolezze tutt'oggi, no? Tu hai rappresentato in un periodo storico la debolezza di un prete che quasi ostenta l'essere uomo, no? In qualche modo, che poi se vogliamo riportarlo al momento attuale, al periodo storico in cui siamo, c'è una continuità anche in questa cosa, perché nella storia no? sì. Guarda, ero a Polignano a Mare in un festival molto importante che si chiama Un Libro Possibile e avevo di fronte una comunità di ragazzi, io non sapevo che sarebbero venuti, erano al seguito di un sacerdote, e questi ragazzi mi hanno fatto delle domande anche molto scomode, devo dirti, perché loro effettivamente mi chiedevano ma quanto un libro del genere oggi ha valore e quanto bisognerebbe rivedere certe regole che potrebbero risultare oggi anacronistiche, ed effettivamente è sorto un dibattito vero e proprio, perché se da un lato dobbiamo mantenere fede e non snaturare quelli che sono dei dettami che ci portano e ci diciamo non dico costringono ma ci impongono di rispettare certe regole, dall'altro con un mondo che cambia con questa velocità ci si chiede quanto certe cose non risultino oggi troppo anacronistiche, non rischino di contro di fare più danno, come ad esempio il celibato. Quindi scrivere un romanzo storico non significa fermare il romanzo al 1693, perché altrimenti sarebbe una mera narrazione di una storia che si conclude, inizia e finisce 1693-1705, in questo caso sono degli anni di storia che si accompagnano. Invece il senso e il valore di un romanzo storico è quello di essere stato scritto in un periodo storico che è contemporaneo, parlare di un periodo storico del passato ma guardare assolutamente al futuro, quindi attualizzarlo, certo. Sì. E io, come ti ho detto quando ci siamo visti la prima volta, questo libro, almeno a mio parere, viene diviso in due parti, no? Non a caso l'ira di Dio si palesa in un secondo momento, cioè quando avviene appunto questo terremoto. Tu in tutto il libro descrivi la debolezza, soprattutto di padre Bernardo, e per rappresentare anche un po' la debolezza del clero in quel momento, in quel periodo, che se vogliamo possiamo riattualizzarlo anche nel nostro periodo storico. E la seconda parte, cioè la prima parte è il racconto, insomma, di questo ostentazione della debolezza di un parroco che se ne frega altamente di quello che succede, anche che non succede soprattutto nella propria parrocchia. Come hai detto tu prima, i fedeli sono rimasti in quattro, che poi sono i quattro personaggi che girano intorno anche alla vita di Bernardo e che vengono rappresentati in questo libro. Ma la parte più forte avviene nel momento del terremoto, l'ira di Dio, appunto. Come è stata voluta questa cosa, oppure cosa c'era dietro? Qual era l'idea? Perché tu hai detto mentre scrivo io penso, no? In questo caso anche il titolo è stato, a differenza degli altri romanzi, il titolo poi nasce dopo, quindi c'è anche un lavoro di concerto che si fa con la casa editrice. In questo caso io sapevo benissimo che questo libro avrebbe dovuto avere questo titolo, perché è un titolo non mio, in verità non è una mia grande intuizione, ma io l'ho trovato in tantissimi documenti. Quindi tutte le volte che io ho cercato dei documenti, soprattutto negli archivi parrocchiali, che parlavano del terremoto, che raccontavano del terremoto, in quasi tutti l'incipit è chiaro e dice: è stata l'ira di Dio che si è abbattuta sulla nostra valle, è stata l'ira di Dio che ha punito questo popolo di dissoluti, è stata l'ira di Dio. Quindi c'è sempre questo scaricare la responsabilità su questo Dio, che diventa un Dio veterotestamentario, un Dio terribile, un Dio inflessibile, un Dio del non perdono, quindi un Dio completamente diverso dalla nostra immagine
moderna, diciamo, che abbiamo del nostro Dio. Invece in questo caso è un Dio che, resosi conto di questo adagiarsi nel peccato, e da parte del clero e da parte del popolo, decide appunto di scagliare questa ira vendicativa e di distruggere tutto. Tant'è vero che l'esergo del libro parla proprio di questo, la ballata famosa che sicuramente voi conoscerete, quella che inizia con all'unnici di Innara, vintunura, tutto il mondo si misi in rovina, effettivamente narra proprio di questo, cioè di questo Gesù, direi per certi aspetti rappresentato in maniera quasi infantile, che cammina in questo immaginifico paradiso fatto di porte, va aprendo queste porte e le sbatte, e a un certo punto si palesa la Madonna, e la Madonna, da buona madre, comincia a cercare in qualche modo di convincerlo e di riportarlo alla ragione, ma lui è obnubilato, appunto c'è l'ira, c'è questa ira folle, e quindi lei dice: ma ti rendi conto che tu stai distruggendo i tuoi figli, e lo stai facendo con questa crudeltà assoluta, perché stanno morendo bambini, stanno morendo degli innocenti, quindi rispetto a una sparuta parte che magari meriterebbe una punizione stanno pagando tantissimi. E lui non si arresta di fronte a nulla, non si arresta neanche di fronte alle preghiere di sua madre, fintanto che lei utilizza un metodo che forse è un po' quello che tutte le mamme abbiamo magari utilizzato, e dice: va bene, io non posso fare niente per due ragioni: la prima è che tu sei il figlio di Dio e quindi io devo rispettare la tua volontà, la seconda è perché sei comunque sempre mio figlio e quindi io sarò sempre dalla tua parte, però sappi che per colpa tua io mi metto in un angolo e comincio a piangere. E lì finisce il tempo di un miserere, e lì quindi è l'unico modo per arginare quest'ira terribile è quella di far piangere la madre, che poi insomma anche lì metaforicamente sono tutte le madri, siamo tutte le madri, sono tutte le nostre madri, che sono forse le uniche che in qualche modo ci riportano nei momenti di obnubilamento alla ragione. È un po' come il diluvio universale, se ci fai caso, certo, di Noè, sì. no? Anche lì Dio mostrò tutta la sua ira perché voleva in qualche modo Ma infatti punire ti dicevo il prima, è popolo. proprio veterotestamentaria questa immagine, che grazie a Dio non ci appartiene più, perché ora noi siamo stati invece abituati ed educati al concetto di un Dio che è un Dio invece che perdona, cioè si è arrivato addirittura al paradosso da parte di un pontefice, che mi auguro non sia un paradosso ma sia verità, di dire: nessuno poi alla fine finirà all'inferno, perché la misericordia di Dio è talmente tanto grande che ci perdonerà tutti. Quindi siamo passati a due veramente concetti completamente opposti. Infatti, c'è quel passaggio che a me è piaciuto tanto, dell'ostentazione sempre di Padre Bernardo nel giorno appunto dell'ira di Dio, del terremoto del 1693, quando appunto viene invitato, perché dobbiamo dire che già nei giorni precedenti c'erano state delle piccole scosse, no? E per cui non mi ricordo se era il patriarca, ha voluto fare questa messa. Sì, l'arciprete. L'arciprete, ecco, ha voluto fare questa messa invitando tutti i preti della città di Ibla. Anche questo è un dato storico reale, credo che sia successo anche a Mineo, perché era una richiesta esplicita del vescovo di Siracusa, quindi il vescovo di Siracusa ha richiesto che dopo le 24 ore dallo scampato pericolo del primo terremoto, che avvenne il 9 di gennaio, quindi l'11 si celebrasse una messa solenne con tutti i preti di tutte le parrocchie, per ringraziare appunto Dio dello scampato pericolo. E insomma, sembra, diciamo, quasi anche questa un aneddoto, ma questa è realtà storica. In quel momento avviene il grande terremoto. E no, mi riferivo al fatto che anche Padre Bernardo, nonostante tutto, è stato invitato in questa messa, e lui, conscio insomma dei suoi peccati, conscio del fatto che era un peccatore, e comunque ha voluto mostrare, diciamo, la parte migliore di sé. Questo viene infatti rappresentato nel libro come un sorriso, con un sorriso. Lui cammina lungo la navata con un sorriso, sapendo che tutti quanti lo stessero giudicando. Ed è arrivato comunque bello, tronfio, insomma, in qualche modo, per cercare di ancora una volta far capire a tutti che lui sì, riconosceva i suoi peccati, però
voglio dire, non si pentiva in qualche modo. Non si pentiva, no, lui del non pentirsi ha fatto la sua cifra, ed effettivamente come ti dicevo prima, è uno che da questo punto di vista si fa tantissime domande, dice: ma io perché dovrei pentirmi di una cosa così bella? Perché dovrei pentirmi della mia capacità di amare? Perché dovrei pentirmi di questa esaltazione anche della fisicità? Perché in lui c'è appunto questa esaltazione della felicità. Lui stesso dice: le uniche volte in cui ho creduto veramente di credere in Dio, scusatemi il gioco di parole, sono state le volte in cui io ho amato fisicamente questa donna, e quindi c'è stato un coinvolgimento che non è stato solo un coinvolgimento fisico, ma è stato un coinvolgimento dei sensi, un coinvolgimento mentale, sentimentale, proprio emotivo. innamorato, infatti. Lui era innamoratissimo, sì. Questo pentimento, non so se tu sei d'accordo con me, arriva dopo, successivamente. Sono molto attento, ci starò molto attento a fare questo, però succede forse questo pentimento in lui, o comunque in qualche modo avviene una sorta di, come dire, si fa tante domande, si cerca di capire il perché delle cose, quando l'ira di Dio si scaglia nei suoi affetti più intimi. Allora, sai, le cose belle delle presentazioni, poi soprattutto quando ormai possiamo dire siamo diventati amici, sono proprio il creare il dibattito. Quindi io ti devo dire che non credo che lui si sia mai pentito. E che abbia mai compreso, perché sai che cos'è? Io come faccio a comprendere che adesso che sono qui con te sto sbagliando? Io sono convinta che sto facendo una cosa giusta, perché sto qui col microfono, presento il mio libro, non sto facendo niente di male. Quindi in lui non avverrà, almeno credo io, però la cosa bella è che i piani di lettura sono talmente tanti che è giusto che il lettore interpreti anche in maniera diversa. Io non credo che lui sia mai pentito, credo che lui veramente alla fine abbia compreso una grande lezione del cristianesimo, che è la rassegnazione, ed è un'altra storia molto lontana dal pentimento, ma questo è un percorso evolutivo che lui fa, e lo fa con grande sofferenza, e lo fa dopo un periodo di invece grande allontanamento. Forse se di pentimento si può parlare per tutta la fase in cui lui ha avuto l'assoluta certezza di non credere in Dio e si è scagliato contro questa immagine che lui aveva, che diventa improvvisamente un'immagine appunto caina, e forse lì avviene una forma di pentimento. Però in verità di tutto quello che aveva fatto prima, cioè del grande peccato che tutti gli attribuiscono, ovvero la relazione con questa donna, l'amore nei confronti di questa donna, lui di questo non si pentirà mai. Infatti forse ho sbagliato, magari forse la sua era più rabbia nei confronti anche di questo Dio che rabbia da morire, non ha amato, da morire, non sapeva se amare, eccetera, perché si era scagliato anche su di lui. Sì. Quindi in qualche modo c'è una sorta lui si sente poi anche responsabile, perché non diventa solo il suo microcosmo essere stato colpito, ma è tutta una grandissima comunità che è stata colpita, e siccome gli viene affibbiato da tutti questo ruolo di peccatore, lui, sentendo sempre questo monito: è stata l'ira di Dio, è stata l'ira di Dio, in qualche modo si sente un po' il responsabile principale, cioè colui che ha scatenato questa vendetta atroce, e quindi per colpa sua lui non soltanto sta pagando con i suoi affetti, ma tutti gli altri stanno pagando con i loro affetti, con la vita delle persone che hanno amato. Un'altra figura che tu hai voluto rappresentare in una maniera un po' particolare è la madre di Bernardo, no? L'hai definita il diavolo. Perché? Cioè si contrappone un po' l'idea di madre che abbiamo detto prima, no? Quella madre che è penitente, quella madre che comunque è accogliente nei confronti di un figlio, la madre che comunque cura anche gli affetti del figlio, no? Dei figli in generale, mentre la sua no. No, la sua è terribile, è una madre da paura, è una spagnola seicentesca che avrebbe voluto, perché c'è tra Bernardo e la madre quasi uno scambio di abiti, di testa, di ruoli, di connotati fisici, che diventa quasi un gioco del destino. Quindi lui è costretto al sacerdozio, la madre avrebbe voluto invece prendere i voti ed è strappata dalla vita claustrale
separazione perché è costretta invece a vivere la vita matrimoniale, che per lei è una condanna. Quindi c'è anche questa descrizione del parto e del concepimento di questi due gemelli, e per fortuna, diciamo, con un parto se ne è visti, se li ha fatti nascere due e si è tolto il pensiero, però c'è proprio questa, appunto, questo dolore fisico della sessualità, e diventa un mondo distante, incolmabile fra lui e il figlio, che invece ha tutta un'altra idea, e tra lui e la madre non ci potrà mai essere un punto di incontro, perché la madre è appunto veterotestamentaria, quindi ha questa idea del peccato, dell'intransigenza, la casa è completamente oscurata, gli specchi sono coperti a drappi neri, è tutto un circondarsi di crocifissi, corone di spine, angosce, pentimenti, quindi tutto questo clima di mestizia, tutto questo clima di angoscia è un clima dal quale Bernardo sente l'esigenza continuamente di scappare, e quindi anche il rapporto con la madre diventa un rapporto che col tempo si va logorando sempre di più, fino al punto che, insomma, lui se ne allontana in maniera molto molto brusca. Che è un po' paradossale, se ci pensi, no? La madre che voleva prendere i voti non li può prendere, che però condanna il figlio nel suo peccato perché non vuole prenderli, cioè in qualche modo li accomuna. Sai che cos'è che poi forse prendere. Questo è un errore che, diciamo, con modalità completamente diverse forse facciamo inconsciamente tutti, perché tutto quello che magari avremmo voluto fare noi ci piacerebbe che facessero i nostri figli. E però lo condanna in qualche modo, lo condanna, il demonio, certo, e lo condanna, certo. questo figlio che Certo. ha preso i voti ma che vive una vita Però pensa dissoluta. quanti avvocati che avrebbero voluto fare gli ingegneri sono dei condannati. perché non diamo mai, come dire, soddisfazione ai nostri genitori, ma questo è così. Un ultimo passaggio è quello del fratello, appunto. Secondo me è un passaggio molto bello, cioè ha rappresentato un personaggio molto molto bello, secondo me, perché è stato quello che in qualche modo ha cercato di placare un po' quest'ira anche di Bernardo nei confronti di Dio e della punizione che Dio ha dato a lui, o comunque che ha dato un po' a tutto il popolo, perché al contrario invece doveva essere lui quello che doveva prendere i voti. Ed effettivamente nelle sue sembianze ci sono le sembianze di un prete, cioè di un uomo che comunque sa perdonare, di un uomo che comunque sa, come dire, dare la giusta connotazione alle cose, no? Sai che cos'è che Eligio, il fratello di cui tu parli, è un uomo risolto. Sebbene lui abbia molto meno di Bernardo, perché è un uomo che ha delle menomazioni importanti e quindi gli è preclusa la possibilità di camminare, quindi insomma a maggior ragione per un uomo del 1600 la possibilità di non camminare significa essere preclusi alla vita, preclusi a qualsiasi forma di rapporto, anche semplicemente sociale. È un uomo che però riesce a gioire delle singole cose, delle piccole cose, anche della felicità altrui. Se posso dire, è risorto 2 volte. Risolto, la prima volta come no? a causa dell'incidente, la seconda volta a causa del terremoto, no? E si salva, no? Il si demonio salva non vive, ma lui sì. ed è felice di essersi salvato, cosa che invece Bernardo fino alla fine quasi accusa questo Dio di averlo voluto tenere in vita con un certo sadismo, con una certa cattiveria, perché se lo avesse, diciamo, travolto anche lui in questo terremoto, magari lui avrebbe evitato di trascinare questa vita nel dolore, e questa diciamo convinzione se la porterà per molto tempo, sarà una convinzione che lo accompagnerà per molto tempo. Quindi anche da questo punto di vista il confronto continuo con altri personaggi che invece sono dei personaggi banalmente intesi come positivi, e non che Bernardo non lo sia, ma Bernardo non è risolto come personaggio, è un personaggio inquieto, è un personaggio che appunto, come dicevamo prima, è perennemente vinto dal dubbio. Questi altri, cioè Padre Costante o Eligio, non è che siano personaggi sicuri, perché ripeto, se non avessero il dubbio non avrebbero anche l'intelligenza per fare i discorsi che fanno, però di contro sono dei personaggi che hanno raggiunto una quadra, e quindi, essendo dei personaggi più risolti, hanno trovato la giusta misura e la giusta distanza tra la felicità, il dolore,
hanno dato proporzione alle cose, quindi hanno capito laddove si può gioire, laddove non si può invece ad abbandonarsi alla disperazione, cosa che invece Bernardo fa sempre. Però in qualche modo hanno accettato anche quello che è successo. Sì, no? sono arrivati al concetto di rassegnazione quasi subito, cosa che invece Bernardo ha dovuto fare calcando tutta la sua esistenza. La cosa bella comunque è che tu hai voluto rimarcare anche l'amore che Bernardo prova verso Eligio, cioè verso suo fratello, che si rafforza ancora di più nel momento in cui lui sa, perché scappa verso la casa sua natale per cercare di capire chi fosse rimasto in vita, al di là del fatto che comunque dice ma perché Dio ha lasciato lui vivo, però questo dà come dire una sorta di cambio scenico in cui lui va a rafforzare questo amore verso questo fratello, perché lui prova un senso di colpa nei confronti di questo fratello, no? Assolutamente sì, e poi soprattutto credo che nelle grandi tragedie bisogna sempre trovare un'ancora alla quale ti devi aggrappare per dare un senso alla tua esistenza. E quindi Eligio diventa l'unica ancora che ha Bernardo, perché è l'unico affetto che gli è veramente rimasto, e quindi è l'unica possibilità che ha lui di aggrapparsi per poter rinascere. Come dice un comico, si faccia la domanda e si dia una risposta, no? Vergassolo, non so se qualcuno lo conosce. Come vorresti concludere, diciamo, questa tua presentazione? Cosa vorresti dire? Di più di quello che già non abbiamo detto. Ma guarda, sai, io credo, e forse noi siciliani, noi Val di Noto siamo quelli che lo possiamo capire di più, che la narrazione, direi odiosa, che è stata fatta per tantissimi anni della Sicilia, è una narrazione che dobbiamo scrollarci di dosso, e credo che ripartire proprio dalla consapevolezza di come noi siamo riusciti con niente, abbandonati da tutti, a ricostruirci, ci deve dare la forza, soprattutto parlo delle nuove generazioni, dei ragazzi, di riappropriarci di un orgoglio che credo che un certo sistema culturale, direi anche politico, negli anni ha voluto far crollare, e quindi ci siamo portati sempre addosso quest'idea che siamo indolenti, che non siamo capaci di impegnarci nelle cose, che lasciamo andare. C'è sempre questa narrazione oleografica un po' stereotipata, banalizzante della Sicilia. Invece credo che l'evento terremoto 1693, più di ogni altra cosa, ci può in qualche modo dare l'idea reale di quelli che siamo stati e di quelli che continueremo ad essere, perché questa è la nostra genetica, ed è una genetica di resilienza, è una genetica di ricostruzione che parte innanzitutto dall'edificio morale e poi diventa edificio fisico. Quindi ridiventare protagonisti, no? Che la storia ci rappresenta. Di fatto lo siamo sempre. Senza girarci molto intorno, no, siamo come dire, sempre... riprendere in mano le nostre vite e capire. Infatti siamo noi siciliani che abbiamo coniato quel bellissimo detto che dice: se è vero che lo munno gira, l'America passa ricca. Quindi di fatto noi siamo fermi e il mondo ci ruota intorno. Quello è più mania di protagonismo, forse, no? È un po', però sai, anche quella non ci ha fatto male nei secoli. Credo che, a parte insomma lo scherzo e le battute, il fatto di veramente vedere quello che abbiamo intorno, semplicemente farci una passeggiata nei nostri luoghi e capire che tanta bellezza è stata non creata da grandi geni che sono arrivati perché qualcuno li ha mandati e ci hanno fatto questa elargizione culturale, architettonica, simbolica e ci hanno costruito. No, in verità siamo stati noi che in maniera del tutto istintiva l'abbiamo voluto fare, ed è stata innanzitutto una manifestazione di orgoglio ferito e poi la capacità di saper guardare alla bellezza, che onestamente non credo che nessun altro popolo al mondo può vantare capacità di guardare alla bellezza come noi siciliani. Secondo te, perché questo libro andrebbe comprato e letto? Beh, allora, sa, è un libro, tanti riconoscono questo libro come un libro prettamente, diciamo, di matrice religiosa. In verità non lo è, tu l'hai letto, è un libro assolutamente laico, perché alla fine si guarda al tema della bellezza come
tema religioso, ma il tema della bellezza come tema religioso è un tema assolutamente laico. Quindi credo che chiunque abbia voglia di leggere un romanzo storico che parla di riedificare, non mi limito solo al termine architettonico, ma parlo di un discorso molto più ampio di rinascita anche di personale, rinascita, di ricostruzione, di coraggio, di forza, anche forza di andare contro le regole, forza di andare contro certe idee, quindi di quest'uomo che è un uomo modernissimo in un contesto storico che potremmo definire quasi arcaico per certi aspetti. Credo che potrebbe essere una lettura interessante. Poi io non so fare promozione di te, quindi mi fai una domanda che visto che sei stata molto sul vago. No, è un libro, effettivamente io ti ricordi l'ho definito come possibile anche rappresentazione teatrale, no? Perché è talmente scorrevole, è talmente anche bello nella sua raccontare anche, no, gli eventi che succedono, perché è vero, è un racconto storico, ma è un racconto di qualcosa che poi è vero, è reale, cioè quello che magari qualcuno in quel periodo avrebbe potuto scrivere come racconto di una storia che è successa davvero, no? E quindi in questo senso per me è un libro che va letto, perché anche semplice nella sua scrittura, bello, aneddotico, anche ironico in alcune parti, c'è la figura del bambino, in questo momento mi sto dicendo Gasparino, che è fantastico, che nella sua ignoranza, perché non poverino perché è ignorante, ma perché non è potuto andare a scuola. Anche qui c'è forte la resilienza in Gasparino, che è presente, e quindi ci sono questi personaggi anche che girano intorno a Padre Bernardo, le due donne, le pie donne, insomma, che vanno a messa, l'altra che adesso mi sfugge, l'ex prostituta, anche lei mai pentita, ma diciamo solo impossibilitata per sopraggiunti i limiti di età. Quindi c'è di tutto in questo libro. Secondo me vale la pena anche leggerlo, perché ci riporta un po' indietro nel tempo, una storia che a noi ci ha rappresentato e ci rappresenta tutt'oggi, e che comunque ci porta anche a guardare avanti, come hai detto tu, come popolo siciliano. Per cui leggetelo, perché vale la pena leggerlo, ecco, in questo senso. Sono stato più bravo di te. Okay. Guarda, io ti porto con me in giro, che la promozione la demando a te, che insomma sicuramente è molto più convincente. Ti giuro, ho fatto fatica comunque a parlare del libro, e vi chiedo scusa perché sono stato molto criptico nel mio raccontare, ma perché ci sarebbe tanto da dire, ma non volevo fare l'errore che ho fatto a Graffitieri. Lascio a voi un po' la curiosità nel prendere il libro e leggere di tutto quello che abbiamo detto e capire il perché ci siamo soffermati su alcune cose e su altre. Se vuoi io aprirei il dibattito a questo punto, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande. Tu Zoe stai zitta, te lo dico già, poverina. Dubbi? Si sente, vuole dire la... Posso fare una domanda sul libro passato? Certo. Vengo lì. Io ho conosciuto la scrittura di Costanza Di Quattro con Donna Fugata, che è un luogo che mi ha sempre così incuriosito, anche il personaggio mi ha incuriosito. E nel libro ho letto una frase che mi è rimasta in memoria di Corrado, che dice: ho sposato la donna sbagliata, non nel senso di sua moglie, ma nel senso dell'ideale che aveva sposato. E nello sfondo c'è l'Unità d'Italia, c'è il Risorgimento, e lui si rende conto che dopo 30 anni circa era stato un totale fallimento. E mi è venuto in mente un po' i vecchi e i giovani di Pirandello, che parla di bancarotta patriottica. La mia curiosità è: ma il politico, il patriota Corrado Arezzo ha fatto veramente questa riflessione? Sì, non so se l'abbia fatta come io gliel'ho scritta e gliel'ho attribuita, però l'ha fatta perché lui è stato veramente un padre del Risorgimento italiano, ci ha creduto. Del resto il Risorgimento è stato voluto da aristocratici che hanno materialmente finanziato, diciamo, le varie rivoluzioni, prima quella del 48, poi quella del 60, 59-60, fino ad arrivare al 61. E la parte proprio economica era sostenuta da loro, e lui ci credette moltissimo, tant'è vero che poi a ridosso dell'Unità d'Italia rivestì molti ruoli politici, fu senatore del Regno per 2
volte, venne incaricato dal governo di rappresentare l'Universale di Dublino, fu incaricato per un breve periodo e divenne ministro della pubblica istruzione, quindi voglio dire partecipò attivamente dal punto di vista politico, solo che quando dovette e fu costretto per l'erario che imponevano i piemontesi a chiudere la sua azienda e quindi a buttare in mezzo alla strada quasi 60 famiglie, perché i dipendenti erano mi pare 70-72, che per allora considerate era come avere oggi un'azienda con 2000 dipendenti almeno. Quando lui fu costretto a questo si rese conto del fallimento di questo ideale e si sentì in colpa, perché effettivamente rendendosi conto che era stato anche uno di coloro che l'avevano fortemente voluto, si rese conto che in qualche modo una piccola parte di questa responsabilità era sua, e questo è dimostrato non soltanto alle sue lettere, dai suoi rapporti epistolari anche con grandi esponenti politici di allora, parlo di Rudinì, parlo insomma degli eredi di Crispi, ma soprattutto è testimoniato dal fatto che lui abbandonò completamente la vita politica, si chiuse in una sorta di volontario esilio tra il castello di Donna Fugata e il palazzo a Ragusa Ibla, e fino all'ultimo giorno della sua esistenza si dedicò a una politica locale facendo il sindaco di Ragusa Inferiore e cercando praticamente di aiutare con delle politiche sociali anche molto importanti quelli che erano i suoi compaesani, ma parliamo veramente di Ibla che è credo un quarto di Mineo, quindi ecco, dai grandi fasti e dai grandi successi politici che avrebbe potuto continuare a vivere, si ridusse a fare una cosa, e lo fece diciamo con quella polemica culturale che diciamo muoveva il sentimento di quegli uomini, che oggi è utopia. Non siate timidi se volete fare delle domande, anche delle curiosità rispetto al libro, insomma. Poi starà a lei decidere se vuole spoilerare qualcosa oppure no, però le curiosità sono anche legittime. C'è Zoe, meno male che c'è Zoe. Ma tu da quando hai iniziato a leggere? Leggere che avrò avuto 5 anni, non lo so, penso, quando ho iniziato a leggere. Ecco, tu hai la mamma mia accanto, quindi lei forse lo sa più di me. Non è che io sia stata come te una fan prodige, io sono stata una bambina che ogni tanto mi annoiavo ad andare a scuola. Non glielo dire, per favore, non glielo dire. È normale, è fisiologico, anzi mi preoccuperei del contrario, meno male. Però insomma poi invece la scuola è veramente l'unica agenzia culturale che c'è rimasta, altre non ce n'è, quindi Dio salvi la scuola. E poi ho cominciato a leggere in maniera diciamo più impegnata, più seria verso i 12-13 anni. Da lì è stato un grande amore che ad oggi non ho mai smesso. E dopo la lettura, diciamo così, è stato quando hai avuto la fulminazione di dire mi piacerebbe scrivere? No, scrivere mi è sempre piaciuto, veramente sempre. Dimentico quello che scrivo, ogni tanto mia madre cerca cose e trova mie lettere, mie annotazioni, quindi è stata sempre una mia esigenza che è diventata anche sfogo, è diventata bisogno, è diventata anche una maniera catartica di liberarsi di certe cose. Non avevo mai preso in considerazione, nonostante io in maniera coerente abbia fatto studi in lettere e poi in filosofia, quindi voglio dire tutto un percorso umanistico, prima il liceo classico, però non avevo mai preso in considerazione di scrivere e di far diventare la scrittura un lavoro. Perché a 20 anni ti sembra una di quelle cose come dire io voglio fare l'astronauta.
e poi dici sì, bello, ma chi ci arriva a fare, cioè che poi veramente chi ci sale sullo shuttle, come ci arrivo sullo shuttle e poi sulla luna che faccio? Quindi sono tutte delle cose che rimangono quei sogni nel cassetto che quasi credi di aver dimenticato. Poi è stato veramente un caso invece, perché la vita è fatta di casi ed è fatta anche di fortune onestamente, e quindi mi sono ritrovata a scrivere per caso un pezzo che parlava della casa di Punta Secca, che è la nostra casa, la casa del commissario Montalbano. Da lì ho cominciato a scrivere per alcune testate giornalistiche, sia online siciliane, sia nazionali. Ho scritto per tanto tempo sul Foglio e devo dire, io non mi riconosco mai meriti e né tantomeno slanci di coraggio, ma lì ho avuto in un momento di incoscienza un grande slancio di coraggio e ho abbandonato la scrittura giornalistica. Fra l'altro io scrivevo sul Foglio in maniera costante, quindi voglio dire non c'era questa cogenza, diciamo, di trovare altro, e ho avuto il coraggio di dire no, la scrittura giornalistica non fa per me, perché io non riesco a rimanere ingabbiata nell'imposizione di un editore che ti dice naturalmente questo intanto deve essere di tot battute, poi non devi trattare di questo argomento, poi questa persona non la dobbiamo toccare, poi questa cosa non la dobbiamo dire. E quindi lì ho capito che insomma non era il mio mondo e ho sognato di scrivere il mio primo romanzo, che è arrivato sotto forma di pamphlet, che è stata la mia casa di Montalbano, quindi più una sorta di memoir, insomma un piccolo romanzetto che per mia fortuna ha avuto successo, e da lì poi è cominciato, diciamo, la strada del romanzo storico, che è quello a me più congeniale. E quindi il racconto, cioè l'interesse che tu hai mostrato per la storia, diciamo, sotto forma di racconto, questa è stata allora successiva alla prima scrittura? Sì, è stata successiva, perché io ho cominciato con la mia casa di Montalbano, che è l'unica cosa autobiografica che io abbia scritto, e anche se c'è sempre un elemento autobiografico in ogni romanzo, ma questo è normale, c'è proprio questo istinto, credo, dello scrittore di raccontare un pezzo di sé attraverso romanzi che non parlano di te. E poi il primo romanzo è quello che ha citato prima il signore, che è stato Donna Fugata, ed è stato il primo romanzo storico. Ma all'inizio avevo scritto una cosa che, diciamo, parla degli anni 90 all'inizio e poi con un'evoluzione che diventa contemporaneità.